Un successo per Gianni Vezzosi in concerto a Trinitapoli. L'evento organizzato dall'Associazione Musica Bella Napoli ha visto il cantante esibirsi in 2 ore di concerto presso il Palazzetto dello Sport Sandro Pertini. Ad aprire il concerto di Vezzosi è stato il cantante neomelodico trinitapolese d'origine Franco Falco. Mi hanno richiesto soprattutto gente da Milano, Aria Pulita, che è un mio grande successo, io lo voglio dedicare a tutti loro, a tutti gli innamorati. Poi ho tanti bigliettini, tanti pizzini conservati per le dediche che mi hanno chiesto i miei paesani, posso dire i miei paesani qua di Trinitapoli. Una serata da ricordare per gli appassionati di musica neomelodica. Il duetto ha funzionato e tanti fans di Gianni Vezzosi hanno avuto la possibilità di farsi fotografare con il cantante catanese. Emozionante il duetto finale che ha chiuso la serata tra Vezzosi e Falco. Parte dell'incasso del concerto è stato devoluto in beneficenza all'Associazione Volontari Soccorritori che gestisce il servizio di protezione civile 118 a Trinitapoli.